Abbiamo chiesto semplicemente che i venerdì di Quaresima rispettino i dettami della religione cattolica. Via la carne dai menù delle mense scolastiche di Ponzano Veneto nei venerdì di Quaresima. Il provvedimento, che ha suscitato reazioni tra lo sbigottito e l'indignato, è stato voluto dal neosindaco Antonello Baseggio. L'amministrazione non ha fatto altro che indicare all'Euroristorazione, la ditta che ha vinto questo appalto, di considerare nei venerdì di Quaresima un menù appropriato e quindi che non ci sia la carne. Poi tutti gli altri giorni il menù è vidimato dall'USL e dalla Regione Veneto, quindi la carne, il pesce, la pasta e la pizza si turneranno. Per ragioni sanitarie o religiose qualsiasi persona può chiedere una variazione del menù, quindi i musulmani spesso chiedono che non ci sia la carne di maiale. Per lo stesso diritto è anche giusto che il Comune chieda altrettante indicazioni, altrettante regole da rispettare. Nessuna crociata, spiega il sindaco dopo aver letto sui social le prime reazioni. Non è il caso, dice, di stracciarsi le vesti per aver semplicemente deciso di collocare al venerdì il menù che prevede il pesce. Questo non è un menù religioso, questo è un menù tradizionale che rispetta la tradizione e quindi anche le tradizioni cristiane che appartengono alla nostra terra, come dovrebbe essere per l'intera Europa. Baseggio è pronto a respingere al mittente l'osservazione che la scuola pubblica è e deve rimanere laica. La scuola è laica perché deve essere, perché accoglie oramai bambini di molte etnie che sono cittadini italiani e non, perché magari ospiti dei nostri paesi. È pur vero che per poter accogliere dobbiamo anche essere forti nelle nostre tradizioni e usi e costumi.